Allora, grazie per essere con noi. Oggi una brevissima edizione di Dopo il TG, il nostro approfondimento, giusto per fare il punto della situazione. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il professor Carlo Federico Perno. Professore, abbiamo ricevuto dopo il suo intervento tante mail dei nostri telespettatori e ci hanno spinto a chiedere ancora una volta la sua gentile presenza in trasmissione. Ci hanno detto, il professore Perno è chiarissimo, riusciamo come dire, a capire benissimo ciò che sta avvenendo. Ora, poi naturalmente subito dopo il professor Riccardo Barberio che è già pronto con le sue infografiche. Allora, professor Perno, ci sono due scuole di pensiero, quelli che pensano in maniera positiva, dicendo vabbè, tra un po' cacciamo tutto, buttiamo queste mascherine, lasciamo questi guanti e viviamo la nostra vita. Poi ci sono i pessimisti che dicono attenzione perché il virus ancora c'è nell'aria, non si muove, dobbiamo stare attenti. Lei da che parte sta, professore? Innanzitutto grazie per l'invito, mi fa piacere essere di nuovo con voi. Diciamo che è la vecchia storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, che per un ottimista è mezzo pieno e per un pessimista è mezzo vuoto. Siamo esattamente in una fase di transito, in cui da un lato abbiamo finito la fase acuta, ma proprio ieri stavamo rivedendo con alcuni colleghi quello che è successo. Quello che è successo non ha nessun riscontro negli ultimi 60 anni di storia, quindi non possiamo dimenticarlo. E abbiamo visto quello che è successo abbassando appena appena la guardia in alcuni paesi, altri paesi. Abbiamo visto quello che è successo nel focolaio di un ospedale a Roma. Abbiamo visto quello che sta succedendo in Brasile. Da noi tutto questo non succede, c'è un bell'articolo del New York Times che cita l'Italia tra i paesi virtuosi, cioè tra quelli che hanno saputo combattere in modo intelligente e per ora stanno vincendo. Però purtroppo non siamo al 90°. Diciamo che la partita è avanzata, siamo al 75esimo, 80esimo minuto, stiamo vincendo 2-0, anzi per essere più precisi 5-3 perché prima vinceva il virus 3-0, però ci si mette poco a prendere 2 gol. Quindi questo, come dicevamo, abbiamo detto altre volte, è il virus più infettante che io ricordi in 37 anni della mia carriera di virologo. Se ci distraiamo un attimo ci frega, però è un dato di fatto che in questo momento circola pochissimo. Quindi prendiamone atto, la Calabria in questo momento sta in una fase decisamente positiva, poco virus, poche persone infettate, è in una situazione sicuramente virtuosa. Oggi hanno però sospeso gli esami di maturità in un istituto scolastico del Vibonese perché un insegnante è risultato positivo al coronavirus, che a sua volta ha frequentato due soggetti risultati positivi al coronavirus provenienti da Bologna, però la residenza è a Palmi. Questo ha gettato un po' in allarme tutti. Dobbiamo stare tranquilli, professore? Tranquilli non lo so, qualcun altro ha usato questa terminologia e ha fatto una brutta fine. Diciamo che questo dimostra esattamente quello che abbiamo detto. Dobbiamo vivere piuttosto rilassati perché la situazione, soprattutto in Regione Calabria, è decisamente buona. Lei sta raccontando un episodio che anche questo è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. È un bicchiere mezzo pieno perché lo racconta, ma è un caso unico, quindi vuol dire che ce ne sono pochi altri. Ma dall'altro ci dice che se ci distraiamo un attimo il virus è ancora tra noi. Quindi tranquilli non lo so, però non vivere con l'angoscia, questo sì, il brutto è dietro le spalle. Due domande ancora, professore. La prima, gli asintomatici sono o non sono eh? Elementi infettanti? Guardi, su questo lei non so che è l'impostazione culturale, ma io temo coloro che dispensano certezze. Quando sento qualche collega che con certezza dice non sono infettanti e sono infettanti, mi viene molto da ridere, ma a ridere amaramente. Gli asintomatici possono essere infettanti, assolutamente sì. Possono essere infettanti soprattutto quando sono nelle fasi più avanzate dell'infezione prima che compagnano i sintomi. Sicuramente non sono infettanti nelle fasi iniziali, cioè quando si sono appena infettati, ma noi non sappiamo a che fase sono. Quindi gli asintomatici ripeto, possono essere infettanti, ma sono una ristretta minoranza perché il virus si è trasmesso pesantissimamente negli ospedali e tramite coloro che, essendo malati, stavano a casa. Tutti noi ricordiamo le quarantene domiciliari di persone veramente malate.
le RSA, ecco lì sono stati i disastri purtroppo che ci hanno accompagnato. Un asintomatico, diciamo così, in una condizione benigna dello stato di malattia potrebbe essere infettante, ma non è sicuramente il problema più grande. Questa maledetta seconda ondata, dobbiamo temerla? C'è, non c'è, esiste, non esiste, nelle proiezioni che voi studiosi fate del coronavirus? Anche lì temo coloro che danno certezze. Ho sentito autorevoli colleghi, molto autorevoli, dicendo la seconda ondata ci sarà. Io non ci credo che ci sarà con certezza. Dico sempre che ci potrebbe essere. Perché ci potrebbe essere? Per due ragioni e tutte e due controllabili. Una è stare attenti al virus di ritorno. In questo momento il virus è presente sostanzialmente nell'emisfero australe, dove la temperatura sta diventando più fredda e il freddo è uno dei fattori, ma non il solo, vedasi il Brasile, che aiuta la circolazione del virus. Se riaprendo le frontiere ritornano persone infettate, potremmo ricominciare tutto da capo. La seconda condizione è non abbassare la guardia. Io sono autore per quest'anno di ricordare il 2020 come l'anno delle mascherine, l'anno nella quale dobbiamo accettare l'idea che è successo qualcosa di veramente grave e che possiamo controllarlo. Quindi, se stiamo attenti a ciò che accade alle frontiere e stiamo attenti dentro casa a mantenere quelle regole, che poi basta la distanza, credetemi, basta la distanza, il virus è tutta trasmissione respiratoria, noi l'anno prossimo festeggeremo la liberazione da questo virus. Professore, la ringrazio per essere stato con noi. Le abbiamo sottratto un po' di tempo al suo tranquillo sabato di relax, immaginiamo. Magari stavo lavorando, quindi. Grazie, grazie professore, grazie Grazie a ancora. voi, è un Arrivederci, piacere, grazie. arrivederci. Buon pomeriggio. Riccardo Barberi, dove sei? Dove sei? Ti vedo? Dove sei? Ah, sono qua, Allora, grazie per allora, avermi chiamato anche oggi. allora, senti Riccardo, abbiamo esattamente 15 minuti, raccontaci che cosa sta accadendo nel mondo, in Italia e in Calabria, come al solito, con la tua splendida infografica e il tuo racconto che piace molto ai telespettatori, questo te lo devo dire. Vai. Ok, grazie. Sì, 15 minuti sono più che sufficienti per fare il quadro complessivo. In realtà ho preparato pochi grafici oggi, poche diapositive, anche perché non sapevo, diciamo, di questa opportunità. E queste diapositive sono prese dai siti di riferimento nazionali e internazionali e rielaborate da me. La prima porta proprio alla situazione mondiale, perché noi abbiamo la tendenza a guardare questi fenomeni nell'ambito del nostro piccolo cortile. Purtroppo anche il cortile nazionale nostro, di tutta l'Italia, è un cortile piccolo. Anche il cortile di tutta l'Europa è un cortile piccolo. Come si vede bene in questa infografica, noi abbiamo praticamente tutti i paesi del mondo colpiti dal Covid. Questa è un'infografica che mostra i contagi rilevati per milione di abitanti, quindi dalla densità. Quindi per esempio non falsifica i dati, se il blu più scuro negli Stati Uniti è più scuro, non è perché lì ci sono più abitanti e quindi più ammalati, ma perché ce ne sono di più in percentuale. Quindi è un paese molto colpito dal Covid. Vediamo che l'Europa con l'Italia si piazza sui livelli più o meno intermedi di contagi rilevati per milione, mentre così come succede in questo momento in Russia, in Brasile, e la situazione è sicuramente peggiore, per esempio negli Stati Uniti o in Svezia. Quello che si vede, che dobbiamo considerare però, è che mentre noi stiamo uscendo da questa pandemia, nel senso che i nostri dati sono in miglioramento, gli Stati Uniti e il Brasile, per esempio, ma anche la Russia, non sono affatto in uscita, sono in crescita. Addirittura in Brasile la crescita è nettamente esponenziale, con un raddoppio dei casi ogni 14 giorni, quindi è veramente grave la situazione. In Brasile ci sono circa 35.000 nuovi contagi al giorno in questo momento e oltre 1.400 morti. Negli Stati Uniti abbiamo 23.000 contagi al giorno
giorno, quindi un numero anche qui meno alto del Brasile, ma comunque altissimo, e 800-900 decessi al giorno. Sono cifre veramente impressionanti. E quindi dobbiamo considerarci fortunati per il fatto che in Italia in qualche modo siamo riusciti a contenere, come diceva prima il professor Perno, molto bene, siamo riusciti a controllare la situazione. Dobbiamo continuare sicuramente a farlo. Consideriamo che fino ad oggi in tutto il mondo ci sono stati oltre 450.000 decessi accertati. Quelli reali probabilmente sono di più, ma per farci un'idea di questo numero, quanti sono 450.000 decessi per malattia? Beh, sono più di quelli delle persone che muoiono per la malaria, che è una malattia diffusa nei paesi meno sviluppati e molto mortifera. Sono più di tutti i morti in un anno per incidenti stradali e ancora l'anno non è finito, siamo a metà, questi sono effetti di pochi mesi, da febbraio sostanzialmente ad oggi. Quindi la situazione è veramente potenzialmente pericolosa e il fatto che l'Europa ne stia uscendo e l'Italia anche e che in Calabria siamo stati così fortunati da avere numeri veramente praticamente trascurabili dovrebbe spingerci a organizzarci ancora meglio, non a mettere la testa sottoterra come fanno gli struzzi. Insomma, questo pericolo va riconosciuto e dobbiamo anche riconoscerci la capacità abbastanza evidente che riusciamo a controllarlo se applichiamo le regole che abbiamo applicato fino ad ora. Se passiamo alla diapositiva successiva, c'è la situazione italiana che ho rappresentato con un solo grafico ed è il grafico dei nuovi positivi giorno per giorno dall'inizio dell'epidemia fino ad oggi. Vedete che abbiamo avuto un picco molto alto fino a oltre 6.000 contagi al giorno in Italia, quindi comunque anche se è un valore alto non arriva mai a quello del Brasile o degli Stati Uniti dove i numeri sono molto molto più alti, è chiaro, sono paesi più popolosi dell'Italia, ma facendo i rapporti diciamo la situazione da loro è ancora più grave che da noi. Oggi siamo scesi a poche centinaia di decessi e di nuovi contagi al giorno. Siamo circa 250 in media negli ultimi giorni. Vedete la linea bianca che ho tracciato in basso a destra rappresenta il mese di giugno e vedete che nel mese di giugno sostanzialmente la discesa si è fermata e il dato è diventato stazionario con appunto qualche centinaio di nuovi positivi al giorno. Dice il professor Crisanti che la discesa si è fermata. In effetti il virus l'abbiamo messo a bada, ma continua a circolare tra di noi e i 250 nuovi casi al giorno in media lo dimostrano ampiamente. Quindi la velocità di diffusione in Italia è bassa, per fortuna, ma è stabile e questo alla fine è comunque un pericolo potenziale di cui dobbiamo tenere conto. Se passiamo alla diapositiva successiva, non so quale versione state passando delle mie diapositive, se l'ultima ci dovrebbe essere un confronto tra Lombardia e Italia, sì, è questa. Vedete, ho fatto questo confronto Lombardia-Italia perché gran parte dei nuovi casi, degli attualmente positivi, dei ricoverati, delle persone in terapia intensiva sono in realtà in Lombardia, cioè su 21.500 persone attualmente positive in Italia, ben 12.500 sono in Lombardia, cioè quasi il 60%, il 58%. I ricoverati in Lombardia sono 1.527 su un totale di tutta l'Italia di 2.632. Anche qui siamo al 58%. In terapia intensiva, per fortuna, i numeri sono diventati molto piccoli in Italia, comunque ne abbiamo 60 in Lombardia e 161 in tutta l'Italia, cioè la Lombardia rappresenta il 37% dell'Italia. La cosa più preoccupante è che i nuovi casi in Lombardia sono stati ieri 157 a fronte dei 251 italiani e questi sono il 63% dei casi italiani, che sinceramente è un po' troppo. Insomma, in Lombardia dobbiamo ancora stare attenti. Peraltro la Lombardia è l'unica regione italiana
in cui il numero di contagio in percentuale rispetto alla popolazione continua a crescere regolarmente. Tutte le altre regioni invece sono sostanzialmente stazionarie o con crescite veramente piccole. La crescita lombarda continua a essere invece significativa. Nell'ultima diapositiva ho riportato il dato calabrese, che ormai conoscete abbastanza bene. Questo dato è stato aggiornato a ieri. I casi totali sono sostanzialmente stazionari, per diversi giorni non avevamo avuto nuovi casi, sostanzialmente ce n'erano stati 5 o 6 negli ultimi 10 giorni, però ecco, nel telegiornale poco fa abbiamo parlato del caso dell'Istituto Nautico di Pizzo, questo docente che è commissario di esame di maturità, che ha incontrato persone provenienti da Bologna e si è infettato. Quindi il pericolo è sempre presente. Questa idea che si diffonde ogni tanto che il virus è diventato meno pericoloso, il virus semplicemente sta circolando meno ed è pericoloso come prima. Se si incontrano degli infetti c'è il pericolo di far nascere dei focolai. Ora, se mi permettete di collegarmi all'ultima puntata che abbiamo fatto, se c'è una cosa a cui serve Immuni è proprio riuscire a bloccare queste situazioni velocemente. Abbiamo un'app, questa Immuni, che può aiutarci oltre il tracciamento manuale che si fa normalmente, che è quello che si sta facendo a Palmi. Insomma, è stato detto prima bene in telegiornale, c'è tutto un movimento di polizia, di sanità, che serve a ricostruire cosa è successo e cosa sta succedendo in quella zona. Bene, Immuni può aiutarci a fare questo, può aiutarci a evitare, per esempio, di chiudere una scuola se questo non è necessario, può aiutarci a riaprire a settembre il campus dell'Università della Calabria, può aiutarci a vivere socialmente, a vivere in società. Immuni è uno strumento da questo punto di vista di cui si sta sottovalutando il potenziale. Io spero che questi esempi, cioè il fatto che i focolai possano nascere, che ci sono questi pericoli che sono potenziali e che sono piccoli per fortuna, ma che esistono, cioè il virus continua a circolare tra di noi, anche se in numeri bassi, soprattutto in Calabria, ma noi dobbiamo stare attenti, soprattutto se vogliamo vivere normalmente, non convivere col virus, ma vivere nonostante il virus, cioè essere attivi il più che possiamo. Dobbiamo seguire queste regole e anche renderci socialmente più utili, per esempio utilizzando un'applicazione come Immuni, che non sarà la perfezione sulla Terra, ma sicuramente rende più controllabile potenzialmente almeno una situazione come quella che si sta sviluppando a Palmi. Insomma, come si dice a Reggio, io sono di Reggio, no? Che non bisogna andare trovando finocchi di timpa, no? Non andiamo ritrovando finocchi di timpa, io non so parlare in dialetto, insomma non bisogna cercare pretesti, noi dobbiamo vivere con questa attitudine sociale e dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro in tutti i modi possibili. Riccardo, io leggevo che c'è stato fatto un sondaggio in Italia, poco fa è uscita la notizia, ho letta da un tech d'agenzia parlando appunto del vaccino, interpellati gli italiani, dice, beh, lei farebbe il vaccino? No, 1 su 2 dicono no, nessun vaccino. E allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo pagando il prezzo della nostra, come dire, bassa cultura scientifica, della bassa fiducia media che abbiamo verso le istituzioni. Paghiamo questo prezzo. Questo non è un problema istantaneo. È stato costruito in Italia abbassando il livello dell'istruzione, col basso numero di laureati che abbiamo, togliendo dignità alla scuola e all'università. Tutte queste cose si pagano. Oggi si pagano col risultato di questo sondaggio. Io invito gli italiani che hanno spirito critico e che sono sicuramente più della metà degli italiani di andare a guardare i numeri fuori dal nostro orticello e forse ci renderemo conto che se avessimo un vaccino magari questo veramente potrebbe essere
non dico la soluzione definitiva, ma sicuramente un aiuto grandissimo. Ma non appena sarà disponibile, tu sei uno di quelli che andrà a farsi il vaccino? Certamente, io ogni anno faccio il vaccino contro l'influenza e farò anche questo. Non hai timori, chissà come sia la preparazione dentro questo vaccino? No. Guarda, ho più timori di quello che può succedere senza prenderlo il vaccino. Sai, io ho già un'età in cui sono in fascia critica, quindi voglio dire, se devo rischiare, rischio con i numeri più piccoli. La probabilità di avere dei danni da un vaccino è ordini di grandezza più piccola della probabilità di avere danni da una malattia come il Covid, ma anche dall'influenza stessa. Quindi preferisco scegliere la probabilità più bassa, molto più bassa. Tu vivi con tutte le precauzioni suggerite dagli esperti, cioè mascherina, distanziamento, guanti no, perché i guanti servono a nulla. Guarda, io non sono ipocondriaco, vivo nel rispetto degli altri, uso la mascherina chirurgica quando sono in presenza di altre persone, quando sono solo no, quando guido la macchina no, se vado a passeggio per strada nemmeno, perché non serve in questi casi. Non uso i guanti perché preferisco lavare le mani spesso, uso i disinfettanti prima di entrare nei luoghi pubblici, tanto ormai sono disponibili dappertutto, quindi uso quel minimo di come dire, accortezza, per esempio non mi avvicino troppo alle persone, che serve a garantire me ma anche a garantire gli altri. E poi ho Immuni accesa nel telefono. Niente baci e abbracci, insomma, con gli amici. Niente baci e abbracci, purtroppo. Niente, ecco. Niente. Non ti pesa questa cosa, questa rinunciare al nostro DNA culturale che è fatto di affetto, esterniamo sempre i nostri sentimenti? No, non ti manda. Attilio, mi pesa molto, però in questo momento esternare i sentimenti vuol dire mantenere le distanze. Cioè, senti, se vogliamo bene agli altri dobbiamo fare questo. Ti faccio una domanda, tu sei uno scienziato, tu credi ad una nuova ondata? No, io ti rispondo come il professor Perno, non ci sono dati che ci possano dire cosa succederà. Quello che possiamo vedere è che dove i controlli non si fanno, il virus prende sempre strada, occupa le sue posizioni più che può. Quindi ci sono curve di tutti i tipi nel mondo, variabili da posto a posto. Ci sono posti in cui il virus è stato quasi debellato, ci sono, come praticamente anche l'Italia, se continuiamo così, ci sono posti in cui il virus oscilla, sale e scende, ci sono posti sostanzialmente stazionari, ci sono posti come il Brasile con crescita esponenziale pura, c'è di tutto in giro. Questo virus, se può, ne approfitta e non sta nell'aria, come è stato detto prima, ovviamente come modo di dire. Il virus si trasmette con le persone, quindi sono le persone che devono stare. Riccardo, ne abbiamo sentite tante in questi mesi. Mi è meravigliato il fatto che qualcuno non abbia detto che il virus veniva a bussare a casa nostra, al citofono, ci sono il virus, mancava solo quello. L'abbiamo visto, ne abbiamo sentite tutti i colori. L'ultima domanda che voglio farti è questa: temi per l'arrivo dei vacanzieri? Ti preoccupa questa cosa? Se il sistema è controllato, no. Io penso che noi dobbiamo aprire alle attività che possiamo aprire. Ovviamente non possiamo fare come una volta, non possiamo fare assembramenti, dobbiamo provare a mantenere le distanze, e gli alberghi devono essere prudenti nelle loro attività, i ristoranti pure, però la prudenza dovrebbe permetterci di controllare il fenomeno. Ecco, un'altra volta, se c'è una regione che ha utilità da una applicazione come Immuni è la Calabria, perché noi dal contatto sociale guadagniamo anche attività economica e quindi se garantiamo condizioni di contatto sociale in cui nel caso in cui ci sia un problema si può intervenire immediatamente, è tutto a vantaggio nostro. Io continuo a parlare di distanziamento fisico perché il distanziamento sociale non mi piace. Non è esatto, hai ragione. Che mi dà, è solo distanziamento fisico, peraltro un metro e mezzo. Mi dà un po' fastidio. Grazie Riccardo per essere stato con noi. Noi chiudiamo qui questa nostra parentesi, breve parentesi dell'approfondimento del dopo TG. Torniamo in onda martedì
arrivederci a tutti e buon fine settimana.